Mondo dell'imprenditoria veneta in fibrillazione, la prossima settimana è prevista a Roma una manifestazione di protesta. Sì, sono annunciati molti imprenditori che dal Veneto andranno a Roma, saranno circa 8.000 a protestare per chiedere al governo misure urgenti e concrete a sostegno del settore. La piccola impresa, nel Veneto in particolare, è il motore dell'economia, genera reddito, genera lavoro e quindi genera coesione sociale e benessere per il territorio. Le misure più importanti che anche noi come Partito Democratico sosteniamo sono quelle legate all'accesso al credito, sono legate al ricambio della forza lavoro mettendo mano alle misure protezionistiche che finora hanno complicato la situazione delle imprese, spazio al lavoro giovanile, creando i presupposti anche qui per la formazione attraverso la collaborazione con le scuole e l'inserimento dentro il mondo lavorativo in maniera attiva sempre attraverso il rapporto con la scuola. Le imprese del Veneto chiedono inoltre la sburocratizzazione di tante procedure che sono un vincolo, un capestro che comporta spese, oneri e rallentamenti delle loro attività. Un'ultima questione è legata alla detassazione, quindi la necessità attraverso il cuneo fiscale di poter avere dei benefici diretti nella gestione dell'impresa con una fiscalità più semplice e più leggera.